Eccoci qua, cari amici, appassionati di auto storiche, come dico sempre, la corsa contro il tempo, perché oggi certi veicoli li troviamo, domani non si sa. Adesso vi mostrerò due veicoli interessanti, sono malmessi, però insomma hanno il loro fascino. Saluto subito il nostro amico Max. Guarda qua, caro Max, ti faccio godere, però insomma ti faccio anche un po' piangere perché le auto non sono proprio messe in buone condizioni. Guardate qua, siamo su una Fiat 1100 familiare, 1100D, eccola qua, che è in vendita. Per chi fosse interessato, è in vendita, il vetro c'è, solo che chi possiede in questo momento l'auto mi ha detto che sta aspettando appunto che gli venga consegnato il vetro. Qua ci sono vari pezzi, eccetera eccetera. Il motore gira, chiaro, io la vedo già in precarie condizioni, è sicuramente da sistemare, Qua la portiera non si apre, e avrebbe i documenti in regola, per cui ragazzi, chi fosse interessato, io vi posso fornire il contatto del venditore. Eccolo qua, questa è una Fiat 1100D familiare del 1963. La Fiat 1100, la famiglia nasceva nel 1939 ed è stata in produzione fino al 69. So che la Fiat 1100 è subentrata al posto della Fiat 508. Ecco qua, Qua siamo sul modello D, prodotto tra il 62 e il 66. Ecco qua, poi ci penserà il nostro amico Max, che è un po' lui il cultore delle Fiat 1100, che ci dirà qualcosa di più. L'abbiamo trattate tante volte, però il nostro amico Max, io credo che sia sempre pronto e disponibile a darvi sempre una rinfrescata. Eccola qua, questa invece sarebbe una donatrice di organi, anche questa è stata presa in blocco, per chi fosse interessato anche questa è vendibile. Eccola qua, però io direi che il sacrificio fosse più interessante sarebbe puntare a questa Fiat 1100 D. Se ho ben letto, so che dicono che la Fiat 1100 nei vari modelli poi dal 62 abbia, se ho letto bene, la sua cilindrata è aumentata qualcosina in più, si chiama Fiat 1100D, ma mi sembra che la cilindrata era sui 1221 di cilindrata e 55 cavalli di potenza. Poi ripeto, il nostro amico Max ci dirà un po' il tutto. Vi faccio vedere qua la zona avvistata questa mattina, oggi 16 ottobre, avvistata questa mattina alle 7 quando era ancora buio. Stavo andando a un raduno di auto storiche, Veneto selvaggio chiaramente, e ho detto passiamo in questa zona perché so che c'è comunque sempre qualcosa di interessante. E infatti ho trovato queste due auto per me inedite. Ecco qua, ho trovato appena adesso appunto chi possiede le auto, gli ho spiegato un po' il tutto e niente, insomma. Ecco qua, mi ha detto se gli do una mano così a piazzarle. Io gli ho detto ti posso fare l'annuncio, poi miracoli io non ne faccio. Comunque ragazzi, per chi fosse interessato, queste due auto sono chiaramente vendibili. Ecco qua, La Fiat 1100 mi sembra anche che non domandava un prezzo folle, ecco. Guardate un po', chiaramente è un bagno di sangue, però insomma qua tutto chiuso, no. Vediamo un po', forse qua è aperto, ecco qua è aperto. Guardate un po' ragazzi, appassionati, più di così io non riesco, appassionati qua di auto storiche. Qua ci sono i vari pezzi, ecco qua. Ragazzi, fateci un pensierino. Fiat 1100 D, questa qua non so se qua il motore, manca il motore o qualcosa. Qua il motore ha detto che insomma dovrebbe girare, guardate un po' che spettacolo,
Ecco qua, caro Max e tutti gli appassionati di vecchie Fiat, eccolo qua, vi ho fatto vedere traccia di Fiat, ecco, insomma questa direi che la ruggine diciamo che c'è, insomma ha il suo fascino, non è perforante ancora, però insomma è un po' rugginosa, ecco qua, appassionati di auto storiche, vi ho fatto vedere traccia di sfumatura qua di auto vintage, vi faccio vedere anche questo Fiat 238, anche questo da quello che ho capito è in vendita, questo camper, e anche questa Ford, anche questa è in vendita ed è del 1969, so che qua in questa zona per fare la revisione ma pare sia in vendita, eccola qua, la faccio vedere, eccola qua, qua tutto chiuso, no forse questa è aperta, no, portiera bloccata qua. Vabbè dai, sono quasi le 18:30 di sera, vi ho fatto vedere un po' il tutto, forse quest'auto qua ve l'avevo fatta vedere con il vecchio Renato, che però il filmato non l'ho messo, comunque questa è targata, ecco qua, ho la sua targa. Eccoci qua, cari amici, appassionati di auto storiche, ritorniamo qua sulle vecchie Fiat 1100, guardate qua che spettacolo. Come dico sempre, oggi le troviamo, domani non si sa, ve lo fate vedere centimetro per centimetro, qua, non so quanti chilometri ha perché non si può aprire la porta, ecco qua, insomma, saluto tutti gli amici del canale, saluto il pubblico femminile come Lucia di Montevarchi, Giovanna del Veneto, Daniela della Calabria, Alessia da Roma, insomma, pubblico femminile va sempre coccolato, speriamo che arrivino altre presenze femminili, ecco, è un po' tutti i classici, amici come Antonio da Salerno, e Demis, Diego e tutti quanti, Lorenzo da Voghera, i due Manuel, tutti quelli che mi scrivono sul canale, eccole qua, Appassionati di auto storiche, vi ho fatto vedere le due Fiat 1100, ripeto, per chi fosse interessato, per chi è interessato, auto chiaramente vendibili, sono chiuse, questa è un po' una donatrice e questa insomma, questa è veramente interessante, insomma, chiaro, la chiusura insomma c'è, eccola qua. Appassionati, il brivido c'è, adesso vedo se riesco a recuperare la torcia e ve la faccio vedere anche con la torcia, guardate un po', intanto ci soffermiamo qua su questa bellissima officina, ecco la torcia, adesso andiamo a visionare l'interno di questa auto, così vi fate un'idea, magari con la torcia si vede qualcosa meglio. Eccola là, ecco qua ragazzi, con questo vi saluto, viva il Marvin Tour e niente, la pazzia c'è tutta perché rientrare alle 18:30 con il buio totale è da folli, ecco qua ragazzi, spettacolo, viva le auto storiche e viva tutti gli amici che seguono il canale del Marvin, fateci un pensierino, ciao a tutti, alla prossima, chi vuole informazioni io ci sono, tutte auto vendibili compreso il camper e la Ford, ciao a tutti, saluto Luca e il contadino del Roverelo che non interessa niente, ciao a tutti, spettacolo, un saluto anche a Stego, ciao a tutti.